La casa è quella. Allora tu dici che io vado lì e gli dico, senti... Aspetta. Devo pisciare prima. Allora, Musco, ci hai pensato, lo fai. Capito tutto? Sì. Più o meno. Che cazzo vuol dire più o meno? Che cazzo vuol dire? Vuol dire che non sono sicuro. Allora, te lo ripeto. Tu vai lì, chiami Carmine. Carmine ti apre. E tu gli dici, ciao, sono Freddy, sono venuto a ritirare il pacco. Lui ti dà il pacco, tu prendi il pacco e torni in macchina. 5 minuti ed è fatta, liscio come l'olio. E se quello capisce che non sono Freddy? Non può capirlo, lui non ha mai visto Freddy, sa solo che deve consegnargli il pacco. Scusa, allora perché cazzo non ci vai tu? Mica, ma sei scemo, non mi senti quando parlo, cazzo. Ti ho detto che io non ci posso andare perché Carmine mi conosce, mi ha venduto della roba tempo fa lui. Sei poi sicuro che Freddy non si farà vivo? Minchia, sono sicurissimo che non si farà vivo, c'ho le mie ragioni, fidati. Va bene. Allora vado. Dai, Prendo il pacco e torni qui, dai. Ok, ti aspetto in macchina, dai. Carmine! Oh! Dai, sono Freddy. Liscio come l'olio. Entra che ti do il pacco. Dai, 5 minuti, Musco, dai. Adesso esci col pacco e ce la filiamo. Oh! Cazzo stai facendo? Puzzi, vattene fuori! Oh, guarda che c'è qualcosa che sporge lì dietro! Che cazzo te ne frega, stronza rimbambita? C'è un Te ne pezzo, vuoi andare? sembra un pezzo di stoffa, lo devi togliere! Ma fatti i cazzi Lo tuoi, devi stronza togliere, guarda che si rimbambita, rompe! fanculo, vattene! Se ti dico che c'è un Togli pezzo di le stoffa! mani dalla mia macchina! Ma che macchina? Ma che un catorcio! Ma Lo devi perché togliere! non ti fai cazzi Ho detto che c'è un tuoi? pezzo di stoffa, lo devi togliere! Cazzo, che È un peccato, guarda che si palle. rovina! Cazzo, vattene! Ma toglielo, guarda che si rovina! Ti dico che è un pezzo di stoffa, sembra anche nuovo! È una coperta, ok? La coperta del cane. No, non sembra una coperta, è impermeabile, è stoffa impermeabile! È la coperta impermeabile. Fammi vedere! Vattene via, Ma è un pezzo di stoffa, un cappotto, sembra un cappotto, lo devi Va togliere! bene, adesso lo tolgo, lo sistemo, Adesso però, così guarda che ti si levi rompe. dai coglioni, zitta! Sì, ma toglilo adesso! Minchia, spostati, via! Però adesso lo devi togliere! Cazzo. Adesso l'ho sistemato, te ne vuoi andare? Era un peccato, un cappotto Ecco, nuovo! Non è un cappotto, vattene! Un impermeabile! Cazzo, hai rotto i coglioni! Che cazzo è? C'è qualcosa che gocciola lì Senti, sotto, non gocciola niente, ok? Sarà olio, capito? Oh, ma non è olio, guarda che ci vedo bene! È Senti, troppo hai rosso! rotto i coglioni, adesso ti ma- prendo a calci in culo! Prenditi sto cazzo di carrello e vattene via! Oh, ma guarda che sei stronzo, Vaffanculo. Ti ho fatto un favore! Vaffanculo. Vaffanculo tu, Vattene. stronzo! Vaffanculo! Cazzo sta facendo quell'olio? Perché non torna? Merda. Mica quello si è fatto fottere. Cazzo, quel coglione si è fatto fottere! Merda! Puttana, cazzo!
E mo che faccio? Che cazzo faccio adesso? Cazzo. Minchia, devo risolverlo io, cazzo, sto problema, cazzo, fanculo, merda, calmo. Fanculo di merda. Culo. Carmine! Oh! Carmine! Oh! Che vuoi? Freddi voglio. Freddi? Freddi, sì! Mi ha detto che sarebbe venuto da te. È uscito dal retro. Perché c'è un retro? C'è una porta che dà all'altra strada, ha preso un motorino e se n'è andato. Gli hai dato anche un motorino, c'è un'altra strada! Ma non è neanche mio, neanche lo so di chi Fanculo, cazzo è! Fanculo, cazzo, ma fanculo, puttana! Oh, ma la- che c'è? Niente c'è! Ehi, ha niente. preso il pacco ed è uscito! Cazzo, fanculo! Minchia, sei stressato. Ma che cazzo sei? Il mio psichiatra sei? Ti ho detto che sto bene, va bene? Ok, senti, puoi darmi un passaggio in città? Cazzo vuoi? C'ho la macchina a fuso. Ma non dovevi farti caffè? Si è finita la bombola. È finita la bomba. Ma non ti scoccia darmi un passaggio, vero? No, perché dovrebbe scocciarmi? Aspettami Io che mi vado a sono contento cambiare. di dare passaggio ai primi coglioni che incontro per strada. Fanculo anche questo, ma che faccio? Minchia cazzo, quello lì ha fottuto il pacco! Poi, Non esco mai senza il ferro. È comodo, sai. certo, è comodo. Come scroccare passaggi, andiamo. Ma non ti scoccia darmi un passaggio, vero? No, perché dovrebbe scocciarmi? Perché mi deve scocciare dare un passaggio al primo coglione che mi capita per strada? Andiamo, Mica muoviti! simpatico, Alza Mica le sembri chiappe! un duro tu. Muoviti! Dai, ho fretta! Ti muovi? Dai, alza le chiappe, dai! Cazzo, che sfiga, oh. Che sfiga che? Mica c'è una gomma a terra. Che cazzo stai dicendo? Ma stai scherzando? No! No, merda, fanculo! Mica per una gomma a terra cazzo, fai tutto no! questo casino. E sei anche fortunato. Ma sono fortunato. Certo, Perché secondo te chi ha la gomma a terra è fortunato? certo, pensa se risolvo. Ci sono qua io. No! Bella fortuna del cazzo! Eh. Bella fortuna del cazzo! Sposta! Dammi le chiavi. Perché vuoi le chiavi? Prendo la gomma di scorta. No, non c'ho niente nel portabagagli. Come, No, non hai la gomma di scorta? No, non ho la gomma di scorta, non ho la gomma di scorta. come Me mai? l'hanno fottuta, ok? Me l'hanno fottuta. Mica cazzo che bascia. Bastardi, puoi dirlo forte. Che cazzo facciamo? Cazzo ne so, andiamo a piedi. No, a piedi. Cazzo, là prendiamo il pullman. Ma perché c'è il pullman? Eh sì, laggiù c'è la fermata. Cazzo, me lo dici adesso, andiamo a prendere il pullman, dai! E la macchina la molli qua. Ma che cazzo me ne fotte di quello stronzo di Freddi, dai? Perché dici che è uno stronzo freddo? C'ho le mie ragioni. Minchia, Carmine, ma stai sempre a lessarmi i coglioni con ste domande. Andiamo a prendere sto pullman. Sergio, sempre incazzato. Avevo ragione, non è olio, è sangue. Voglio vedere che cosa nasconde qua dentro. Cazzo! Abiti in questo posto di merda e non sai che hanno soppresso la fermata. Deve essere perché in questo quartiere non abita più nessuno. Che Merda. Dai, dobbiamo tornare a piedi, forza. lo scallone. Che palle. Guarda! Là c'è una tipa che sta scassinando la macchina di Freddy! Oh!
apriti, ferraglia del cazzo! Che cazzo stai facendo? Togli le mani dalla mia mano! Voglio vedere che cosa c'è dentro! Non c'è niente! Dai, allora quel sangue che cola! Ma cazzo Sangue! stai dicendo? Cazzo dice? Ma lasciala perdere, non vedi che rimbambicca? Dai, voglio vedere! No, sembra proprio a sangue! Ma che cazzo dici? Avrò investito un No, gatto! no, no! C'è qualcosa che cola dal collo! Qualcosa? Sì, ho qualcuno! Lascia stare, cazzo! No! C'è un morto! Giuro che non so chi sia, non l'ho mai visto. Io lo conosco, è Freddy! Ma che cazzo dici? Quello è Freddy! Sì, è Freddy, lo Ma non stanno a riconosco! sentire, sarà uno omonimo, uno che gli somiglia! Chi è quel cadavere nella tua macchina? Non lo so! Cazzo, come fanno a saperlo? È uno, ok? Chi è? È uno che ho investito, va bene? No, non l'hanno investito! Ha 2 colpi di pistola addosso! Ma che cazzo Una dici? calibro 9, Tappa ne sono quella bocca sicura! di me! È vero, gli hanno sparato! 2 colpi di calibro Non 9! stare a sentirla! Una calibro 9, come quella che porti dietro la camicia! Ma perché Hai non una pistola sotto la schiatta camicia? questa Hai una stronza? pistola sotto la camicia? Sì, ce l'ho! Eccola qui! Ed è una calibro 9, testa di cazzo! Ce l'hai anche tu la pistola! Ha ucciso Freddy e l'ha messo nel Dai bagagliaio! zitta, stronza! Oggi è venuto uno a cercarmi a casa mia dicendo di essere Freddy. Era il suo compare, si sono messi Zitta! d'accordo per fotterti! Zitta! Freddy era già morto Non quando lui è puoi venuto a chiudere quella bocca di cercarti! merda! Stronza! Chi è quel cadavere? Non lo so, non gli ho guardato i documenti! Ma gli hai sparato! No! L'ho investito, cazzo! L'ho investito! L'ho preso in pieno con l'auto! No, io lo riconosco l'odore della pistola quando ha appena Cazzo, sparato! questa non Ci vuol sento bene stare col naso, gli hai zitta! sparato! In gli hai effetti ha 3 sparato! fori di proiettile! Cazzo! Sì! L'ho sparato, va bene! Però dopo! Dopo! Come Sì, dopo? Dopo! Soffriva! Mi faceva pena, ok? Gli ho risparmiato 2 o 3 ore di sofferenza! Sta raccontando balle, sono tutte frottole! Zitta! Tutte frottole! Tutte balle! Ma spiegami una cosa, cioè tu prima l'hai investito e poi l'hai finita a pistolettate? Esatto! Lo so che può sembrare una stronzata, ma è così, lo giuro! Sta raccontando balle, sta raccontando balle! Zitta! Sta raccontando Puttana balle! del Io lo cazzo! so! Zitta, Io lo so puttana perché ha di ucciso merda! Freddy! Perché Freddy doveva... Cazzo, l'hai ammazzata, hai fatto fuori la barbona! Adesso ha smesso di rompere i coglioni! Io non voglio essere mischiato in questa storia, eh! Io faccio rapine, estorsioni, ma minchia, omicidi Gabriele, però, no! bello, tu ci sei dentro questa storia, non l'hai ancora capito. Ci sguazzi come una trota in questa cazzo di storia. Chi è che mi ha chiesto il passaggio, Chi è che è voluto aprire il cofano, sapere chi è il cadavere, E cosa facciamo del cadavere della tipa? Che cosa ne facciamo? Adesso mi aiuti e lo mettiamo insieme a quello. Ma questo è Freddy? Ma che cazzo te ne fotte? È un morto! Chiaro, un morto! Perché sei venuto a cercarlo a casa mia Che oggi? palle che sei! Chi era quello che diceva di essere Freddy? Uno che t'ha fottuto, Hai capito? A cui hai consegnato il pacco, gli hai dato anche il motorino. Ti ha fottuto! Minchia, non ci capisco più niente, cazzo, mi sta venendo il mal di testa! Puttana Eva! Vieni qui. Carmine, ascolta, tu non sei fatto molto per pensare, è chiaro? Tu magari sei bravo per i lavori manuali, capito? Consegnare pacchi, spacciare roba, rubare specchietti. I lavori di concetto lasciali agli altri. Quando pensi, ti fottono! Chi è che mi ha fottuto? Chi ti ha fottuto? Quello a cui hai consegnato il pacco ti ha fottuto. A te e a Freddy. Eravate chiaro? d'accordo, vero? Ma non dire cazzate. Guarda che io non sono così scemo come tu credi, Non dire cazzate, basta! Aiutami a eliminare sti 2 cadaveri! Poi ne parliamo, sei stressato, capito? Questa storia ti ha sconvolto! No, ma voglio sapere se tu e quello là eravate Ma d'accordo. non dire cazzate, d'accordo con Musco, ma quando mai? Si chiama Musco allora, non Mi Freddy! fai confondere con tutte queste parole del cazzo, fanculo! È così? È così, È così! Ma vaffanculo, cazzo! Di la verità, ci sei rimasto fottuto anche tu, eh? Sì, mi hanno fottuto me e hanno fottuto te. Va bene, contento? E adesso perché ridi? No, perché tu non sai adesso il casino che succede. E che casino succede? Lo sai di chi era il pacco? No, Del fabbro. cazzo. E dunque? Mo' che succede? Sai che cosa fa quelli che gli fanno questi pacchi, questi scherzetti? Ho sentito che a uno gli ha pestato tanto i coglioni da fargli diventare 2 freni a disco. Che facciamo?
Facciamo che recuperiamo il pacco, cazzo, e facciamo ricadere tutta la colpa su Freddy. Ecco quello che facciamo. E il tuo amico che ci ha fottuto? A Musco! A Musco lo sistemiamo noi. Cazzo se lo sistemiamo noi. Puttana la miseria. Sì, Musco, ho preso un po' di provviste. Più tardi passa l'amministratore con la signora del piano di sotto che vuole vedere quella perita che c'è in bagno. Ma abbiamo tempo. Possiamo fare anche un po' di sesso. Non pensi ad altro tu! Senti, devo rimanere nascosto per un po'. Questo cesso diventerà per qualche tempo il nostro quartier generale. Non voglio che nessuno sappia niente, va bene? Poi, quando vendiamo tutta questa roba... Bebe, che cazzo stai facendo? Una tiratina, solo una. Che cazzo di tiratina? Te la stai tirando tutta quella roba là, dobbiamo venderla. Sai che divento erotica quando mi faccio. Sai che ho incontrato stamattina? E che cazzo se ne frega, altro da fare? Al supermercato. Giro dietro un banco e chi ti vedo? E chi cazzo se ne frega? Portami la bustina di plastica che io ho lasciato in cucina, dai. Non mi stai mai a sentire, uffa. Altro da fare. Samantha, il telefono, rispondi tu. Pronto? Ciao, Zorco! Ciao, bella! Musco è lì con te? Sì, è qui. Ora te lo passo. Ehi, Zorco! Ciao, bastardo figlio di puttana. Hai cercato di fottermi, eh? Hai cercato di fregarti il pacco. Dai, era uno scherzo! Dai, giusto per ridere un po'! Sei finito, Musco! Sei finito! Cazzo, fammi... Te la stavo giusto per riportare, Non riesco dai. ancora a crederci, hai tentato di fregare Io me! volevo tenere un po' sulle spie, dai! Va bene, va bene! Il pacco era del fabbro, stronzo! Cazzo... E sei sicuro? Certo, sicuro come la morte. Il fabbro, cazzo. Ora io vengo da te. Va bene, Sì, sono sotto casa tua. va bene, va bene. Non fare scherzi. Capito? Dai, ti aspetto, dai. Ciao. Tutto bene? Tutto bene? No, che non va bene un cazzo, non va bene! Ora lui sa che sono qui. Ma lo sapeva già che eri qui. Come cazzo faceva a saperlo? Gliel'ho detto io stamattina, quando l'ho incontrato al supermercato. Se tu l'hai incontrato al supermercato e non dici un Ma cazzo. io te lo volevo dire, solo che tu non mi fai mai parlare. Fottuto. Lo sai a chi è fottuto? Non lo so, non mi dici mai niente tu.
Falla lavorare ogni tanto questa testolina di cazzo che hai. Falla lavorare questa testolina di cazzo che hai. Falla lavorare una buona volta. Non lo so. Te lo dico io. È a Zorco che ho fottuto il pacco. Va bene? È lui il pollo che ho fregato. Non dicevi che è il tuo socio? Era il mio socio. E ora lui e quel coglione di Carmine stanno venendo qui. Chi è Carmine? Un coglione con i muscoli. Vogliono farti la pelle. Ah, non è questo il punto. Vogliono riprendersi il pacco. Il pacco è del fabbro. E se quello viene a sapere che sono stato io a fotterlo, mi prende i testicoli e li fa diventare 2 dischi periferi. Cazzo, ma io li fotto tutti, fotto Zorco, Carmine. Eppure il fabbro fotto, li fotto tutti, cazzo. Che cosa facciamo? Allora ci fottiamo un po' di questa roba qua e poi la nascondiamo. E allora mi pesteranno per farmi parlare. Ti pestano? Proprio con i pugni e calci? Proprio con i pugni e calci, ma io non parlo. Non parli? No, non subito almeno, mi lascio sfogare. Resisto, stringo i denti, posso resistere, posso farcela. E poi? E poi gli mollo la roba. Geniale. Prima ti fai pestare e poi gli molli la roba. Non gliela do tutta, soltanto un po', solo un po'. Non tutta. No, ma loro devono credere che ci sia tutta. E poi saranno soddisfatti perché mi avranno pestato e se ne andranno fuori dai coglioni. Ma ne sei proprio sicuro? Sicurissimo, cazzo. Conosco la psicologia di quelli come Zorco. E quell'altro? Quello è un coglione, farà quello che gli dice Zorco. Credi che se fossero stati dei geni avrei potuto fottere? Ma lo sai cosa fanno Freddy e Carmine? Lo sai, fanno i poni, fanno i poni. Cavallini! Cavolo, ma che cazzo stai dicendo? I poni sono quelli che portano il pacco a qualcuno. Ah, hai fatto ridere. Sì, è una specie. Ma tu intanto che cazzo ne vuoi capire? Tieni. Questo lo nascondi nel cesso. È quello che ci teniamo, capito? È quello che ci fottiamo, ok? Sì. No, nel water, che poi uno tira lo sciacquone e va tutto in merda, come quell'altra volta. Sì. Tutto in merda. E questo è quello che diamo a loro, il contentino. Quello che diamo a loro. Ho fatto tutto. L'hai nascosto bene, non è che si vede? Non si vede, ma poi di cosa ti preoccupi? Non dicevi tu che sono scemi? Ricordati, se vogliamo essere credibili dobbiamo resistere, va bene? Se ti picchiano forte. Resisterò, cazzo! Ne sei proprio sicuro? Sicurissimo, cazzo! Vedrai che li fotto. Cazzo, stanno venendo. Vado io, apro io. Arrivo, cazzo, arrivo! Due coglioni qua. Ciao, Zorco! Ciao, Musco. Carmine, come va? E allora, Dai, entrate. Chiudi la porta. Vedi Samantha, tu già la conosci, no? Sì, l'abbiamo incontrata stamattina al supermercato. Proprio una bella coincidenza. Proprio una bella figa. È spiritoso l'amico, è spiritoso. Però non si è molto divertito per lo scherzetto che gli hai fatto. Cazzo, non si ride mai, sempre pensando al lavoro, dai. Ha ragione. Stai zitto. Guarda, un caffè o una birra? Io un caffè lo prendo. Vabbè, vado a prepararlo, quindi Samantha che mi aiuti. Ehi, non fare scherzi, Cazzo, tranquillo, non faccio lo stronzo. E voi fate come se fosse a casa mia. Attento che ti controllo, Musco. Zorco, oh, guarda, c'è il pacco di freddi. Del fabbro, vorrei dire. Oh, prendiamolo e andiamo via. Fermo, lascia stare. Cosa credi che Musco non l'abbia già aperta? Sicuramente ne ha nascosto un po' da qualche parte per fotterci. Ma davvero? Sicuro, lo conosco bene. Conosco la sua psicologia. Caffè finito, vi ho portato della birra. Non bevo la birra, mi gonfia. Non me ne fotte un cazzo della tua birra.
Veniamo al pacco. Eccolo lì. Ho giusto assaggiato un po' per provare. Lo sai che cosa fa il fabbro se viene a sapere di questa storia? Lo so io, fai i freni a disco. Zitta, cretina! E noi? Come ci regoliamo? Facciamo che non diciamo niente al fabbro, ok? Così lui pensa che è stato Freddy a fotterlo. E se Freddy dice che non è vero? Tranquillo, Freddy non parla. Non può parlare. Poverino, soffre di afasia. No, soffre di una malattia un po' più grave. E tra noi? Voglio dire che come ci regoliamo tra noi? Noi siamo amici, no? E io ci voglio mettere una pietra sopra a tutta questa faccenda. Tu ti sei comportato da stronzo fetente. Ma io voglio far finta che non sia successo niente, ok? Adesso mi prendo il pacco e invece di dividere con te, divido con Carmine. Io che cazzo ci guadagno? Ci guadagni che rimani in vita. Come? Non lo pestate? Zitta, cretina! Va bene. Non c'è problema. No, un problema c'è. E cioè? Che secondo me tu hai imboscato un po' della roba da qualche parte. Ma che cazzo stai dicendo? Sai cosa ti facciamo se non dici subito dove è nascosto la roba? Lo picchiate? Zitta, cazzo! Hai detto tu che ti avrebbero No, picchiato. non lo picchiamo. Per ora. Cosa significa per ora? Per ora ci fottiamo la tua donna. Che significa che vi fottete la mia Ho donna? detto io che erano più intelligenti di quello che credevi tu. Carmine! Ammanetta questo stronzo al termosifone. Lasciami il figlio di puttana, cazzo! Se mi dovete picchiare non Tesoro, è fottermi, meglio ragazzi. così. Così sono più contenta anch'io. Per te, dico. Ti è andata male. Samantha, ribellati! Fuggi via, No, cazzo! e poi se non ci cascano. Adesso mi fotto la tua donna. Devi resistere, non mollare subito. Cazzo dice quella troia? Andiamo, Lascia andiamo. stare la mia donna, figlio di puttana, Samantha, ribellati, cazzo! Tu credevi di fottermi spacciati per Freddy? E invece sono io che ho fottuto te. Hai visto? Ma dai, cazzo, ragioniamo da persone civili e toglimi queste cazzo di manette. È possibile che non si possa parlare? No, io non ti tolgo niente, non ragiono. Io non ragiono, hai capito? Ok, tu non ragioni, lo sapevo che tu sei uno che non ragiona, cazzo. Mica li senti? Minchia, guarda come se la spassano! Figlio di puttana, lascia stare la mia donna, figlio di puttana! Mica la tua donna se la gode! È proprio una satanata! Smettila, bastardo, cazzo! Guarda come ci dà dentro Zorco! Porca troia! Cazzo, mica, ma quella là non è una donna, è una motopompa! Va bene, cazzo, va bene, ve lo dico dove è nascosto la roba. Lì, dentro il vaso. Prenditela e vattene a fare il culo. È vero? Certo che è vero! Cazzo, è vero! Ehi, Zorco! Guarda che la roba l'ho trovata, questo stronzo l'aveva nascosto nel vaso, vieni! Cazzo, Musco! Pensavo resistessi di più. Sei un figlio di puttana, ma la tua donna scopa che è una meraviglia. Sei un pezzo di merda, un fottuto pezzo di merda. Vuole fregarci ancora, brutto stronzo. Avrei voglia di farti la pelle, ma sono stanco. La tua puledra mi ha sfiancato. Non lo ammazzate? No, che non mi ammazzano, puttana! Stronzo, mi sono sacrificata per te. Una puttana, una grandissima puttana! Non mi devi parlare così. Puttana, puttana, puttana! Tu sei proprio un ingrato. Meriteresti che glielo dicessi. Che ci dicessi cosa? Che ne è nascosta altra di roba. Se scoppiamo ancora vi dico dov'è. Cazzo significa Ho voglia di scoppare, visto che tu non lo vuoi mai fare. Quindi lo stronzo qui è nascosto nell'altra roba, Dai, 2 salti sul lettone e vi dico dov'è. No, Vai, Ale! Siete dei fottuti bastardi! Dei grandissimi figli di puttana! Disperati pure. Se non provavi a fare il furbo, tutto questo non succedeva. Sei un pezzo di merda! Sì, sono un pezzo di merda. Sono un pezzo di merda. Coglione. Cazzo. Carmine è un superdotato, guarda. Ce l'ha enorme. Smettila, cazzo! La tua donna è una vera troia. Quella non ci sta con la testa quando scopa. Dovevi vedere come godeva quando glielo ficcavo. Cazzo, non voglio ascoltarti, cazzo! Sei pezzo di merda.
Li senti, Stanno facendo le cose per bene. Stronzo fottuto bastardo. Cazzo, stanno ripassando tutto quel cazzo del Kama Sutra. Avanti, dietro, nord, sud. Che cos'è? Tutto il cazzo minuto per minuto, chiudi quella bocca di merda. Coglione. Io parlo quando mi pare e piace, chiaro? E sai perché? Perché voglio vederti schiattare di rabbia. E sai perché voglio vederti schiattare di rabbia? Perché hai cercato di fottermi, cazzo! Te lo sai che divento cattivo quando cercano di fottermi. Figlio di puttana. Spiegami una cosa. Come facevi a sapere che Freddy non sarebbe venuto? Lo sapevo perché Freddy era nel portabagagli della macchina. L'ho fatto fuori io. Hai freddato Freddy. Esatto. E dimmi una cosa tu invece. Come mai le ruote della mia macchina erano bucate? Non era bucato, coglione. Ho sgonfiato quando si è andato a pisciare. Non volevo che mi seguissi subito, mica sono fesso io. Certo che per essere due amici nei due, Cazzo. Siamo davvero due fettenti. Ma vaffanculo! Mi sono proprio divertito. Posso farla ancora? No, dobbiamo andare via. La roba che Musco si voleva fottere è nel doppio fondo della mia borsa. Ma non dovevi metterlo nel cesso, puttana! Volevi fotterci alla grande, Ma ti è andata male. Dovresti vederti adesso incatenato. Vedi, Musco, c'è chi nasce per fottere come me e chi nasce per essere fottuto come te. Fottere è un'arte da professionisti. Voi siete solo dei dilettanti. Stronza puttana, zitta! Certo che la tua donna è in fatto di fottere, è proprio una vera autorità, Puttana! Cornuto. Dai, Carmine, infila il pacco qua dentro e filiamo, tieni. No, voi non filate da nessuna parte. Oh, che cazzo fai? Cazzo, quali sono le nostre pistole? Ve le ho soffiate mentre mi scopavate. Vi abbiamo fottuti! Avanti, Carmine, posa quella roba. E adesso che cazzo vuoi fare? E adesso te lo fa vedere cosa fa, coglione! Carmine, apri quel cassetto. Ci troverai dentro delle altre manette. Muoviti o finisce che divento nervosa. Ma puttana! Bastardo, vi abbiamo fottuti! E tu che cazzo te ne fai di questo? Erano per dei giochini che facevamo con Musco. Me lo ricordo e pensavo che non volevo comprare. Velti, ammanettatevi al termosifone. Che cazzo vuol dire manettatevi? Puttana. Significa che se non vi sbrigate, vi faccio saltare quelle vostre testoline da stronzi. Fanculo! Cazzo, Svelti! bellissima questa battuta! Sei grande tesoro, grandissima! Chi l'avrebbe detto che eri così forte, cazzo? Non è possibile, ci siamo fatti fottere da una troia! Adesso fatti dare le chiavi delle mie manette da questi due testi di cazzo! Carmine, lanciami la chiave. Su, adesso libera l'amore tuo. Non ci penso minimamente. Amore mio, non scherzare e toglimi queste cazzo di manette. Perché dovrei farlo? Non scopi neanche tanto bene. Cazzo moscio! Stai zitto! E tu puttana! Vuoi liberarmi, sì o no? Sì, sono una gran puttana. Espertissima nell'arte di fottere. Mi sa che ci ha fottuto tutti e tre, porca puttana, Ditemi che cazzo. non è vero. Ditemi che non è vero. Samantha, cazzo. Non posso credere che mi fai questo. Non è possibile. Non è possibile che questa troia si fotta tutta la... Cazzo, guarda come se la tira! Samantha! Voi siete solo dei dilettanti, ragazzi, e neanche tanto furbetti. Samantha! Dove cazzo vai? Andrò su una spiaggia dei tropici, credo. Samantha, cazzo, torna qui, non andare via, Samantha! Ciao, magari vi mando una cartolina. Samantha! Amore mio, torna qui, cazzo! Ti perdono! Puttana!
Ma più coglione di te è lui! È lui, guarda! Quindi adesso è colpa mia! Pensiamo a liberarci, coglione che sei! Come Dai, cazzo ti vuoi liberare? cazzo ti vuoi Un, due, vai! A tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Videolina. Apriamo subito con la cronaca perché c'è una notizia che è arrivata proprio in questi istanti nella nostra redazione. Sarebbe in corso un'importantissima operazione della polizia proprio a poca distanza dalla sede della nostra emittente. Si tratterebbe di qualcosa davvero di grosso, ma per tutti i particolari siamo in grado di collegarci con la nostra inviata che è sul posto. Siamo davanti alla palazzina nella quale è stata segnalata la presenza di 3 uomini ammanettati a un termosifone. Si trovano in un appartamento del primo piano e secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di 3 personaggi ben noti alle cronache giudiziarie. È stato l'amministratore del condominio ad avvisare la polizia che proprio in questo istante sta effettuando un controllo e forse è stato sventato un regolamento di conti, ma non si esclude neppure che i 3 si stessero dedicando a delle pratiche sadomaso e che siano vittima di uno squallido gioco erotico durante un festino a base di droga. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea e vi terremo informati qualora ci dovessero essere ulteriori sviluppi.